Benvenuti intanto al CU Yacht Sales and Charter Days, questa 2 giorni di maratona per yacht disponibili al charter e alla vendita, accompagnato da una parte espositiva a terra di operatori del settore e alcune attività dedicate alla diffusione di informazioni che riguardano lo yachting e delle attività per gli equipaggi. Soprattutto uno spazio di riflessione. Quest'anno su 2 temi abbastanza particolari. Uno è il benessere degli equipaggi, cosa a cui noi come Marina teniamo molto, che accompagniamo nella loro vita nel corso della loro permanenza in Marina e di cui ci preoccupiamo per capire quali sono le prospettive che loro hanno di benessere anche quando sono a bordo di yacht durante la navigazione. E quest'anno c'è stata questa bella conferenza in cui abbiamo raccontato la verità, si intitolava così la conferenza. Sono arrivati dei trainer americani, esperti proprio anche di welfare e di benessere, quindi a bordo degli equipaggi, ci hanno raccontato un po' le cose che succedono, le cose che vengono un po' così anche ingigantite dai media televisivi, e così abbiamo raggiunto un po' la coscienza di quella che è la vita a bordo, una vita sicuramente faticosa, ma per tratti anche affascinante. L'altro momento di riflessione invece è stato sul futuro della nautica, in particolare sull'applicazione delle energie rinnovabili nell'ambito della nautica di porto. Questo ha interessato motori, propulsioni nuove, l'idrogeno, l'elettrico, un po' il punto della situazione. Cosa con la quale noi come Marina teniamo molto, perché su questo fronte siamo molto impegnati, sia perché abbiamo di recente installato un impianto fotovoltaico abbastanza potente che ci rende autonomi per oltre il 20% dei nostri consumi nel porto, e sia perché siamo attraverso un accordo che abbiamo fatto con gli operatori commerciali nella distribuzione di energia nei porti turistici a livello internazionale, abbiamo chiuso l'accordo e siamo pronti ad erogare idrogeno sulle nostre banchine. L'idrogeno è sicuramente una delle soluzioni del futuro per il miglioramento della sostenibilità dell'ambiente, non è l'unica, e quindi abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione. Sono emerse considerazioni molto interessanti che ci aiuteranno poi ad attrezzare il Marina nella maniera più efficace e rispondente a queste esigenze. Noi ci definiamo un po' la porta d'ingresso della città per tantissime persone, ragazzi spesso giovani che vengono da tutto il mondo. Ci definiscono anche come un home port, dove queste barche vengono qui e sostano per lunghi periodi invernali. Abbiamo ristoranti, abbiamo bar per permettere che la vita di bordo venga integrata con quella a terra in una maniera diciamo più semplice possibile, più naturale possibile.